Il progetto di recupero del Famedium del cimitero monumentale di Este è stato al centro del convegno che si è svolto il 16 di settembre all'Istituto per Geometri a Testino di Este. Protagonisti della mattinata sono stati i ragazzi che hanno seguito il corso triennale per collaboratore restauratore dei beni culturali, restauro architettonico e monumentale, organizzato da Coop Services. Il corso è stato realizzato grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e della Regione Veneto. Durante l'incontro, gli allievi hanno presentato il progetto di restauro elaborato nei 3 cicli del corso, consegnando al sindaco di Este, Giancarlo Piva, una concreta proposta per il recupero del monumento. Il Famedium è un monumento della città. È un monumento della città che si trova all'interno di un luogo molto particolare, molto sensibile, che è il cimitero maggiore, ma è comunque un monumento molto caro alla città. È un monumento che ha bisogno di un intervento di restauro importante e quindi abbiamo voluto collaborare con i corsisti per cercare di capire quali erano i percorsi di restauro più utili da fare all'interno di questo monumento. È un monumento che rappresenta la storia della città, perché il nostro cimitero maggiore è un cimitero che ha avuto diciamo, architetti insigni che l'hanno progettato, l'hanno realizzato. E il Famedium è un po' il cuore del nostro cimitero maggiore, dove sono conservate le memorie più antiche, dove ci sono i resti mortali di tante persone che sono state un simbolo per la nostra città. Ecco, e quindi intervenire su un monumento di questo tipo vuol dire avere anche la sensibilità di valorizzare quella che è stata e che è la storia della città di Este. Noi stiamo lavorando, utilizzando anche il lavoro che si è fatto fino ad ora in termini progettuali, per individuare proprio la possibilità di finanziamento di questo progetto. Finanziamento vuol dire poi concretizzarlo, realizzarlo, farlo effettivamente. E diciamo questo perché non è stato un lavoro astratto quello che è stato fatto, è stato un lavoro concreto, approfondito, discusso anche con l'ente pubblico perché fosse concretamente realizzato. Effettivamente quel monumento, il monumento di cui abbiamo parlato, appunto il Famedium, ha necessità di un intervento di restauro. Come è stato progettato dai giovani del corso, penso sia un restauro realizzabile e concretizzabile. Per questo stiamo lavorando perché ci sia una fase 2 di questo progetto, che è la fase di vedere ciò che si è fatto sulla carta realizzato nel concreto e quindi nel restauro del nostro Famedium. Quindi un lavoro che non è utile soltanto ai ragazzi dal punto di vista dell'esperienza che possono maturare, ma che avrà un'utilità anche per il comune, per l'amministrazione di Este, insomma. Sicuramente è il motivo per cui abbiamo ritenuto di collaborare con Coop Services per cercare di portare dalle aule della formazione al cantiere effettivo il lavoro che è stato fatto. I ragazzi, i giovani che vengono fuori da questa esperienza, a mio modo di vedere, domani mattina possono entrare nel lavoro concreto, nel lavoro di ogni giorno, impegnando ciò che hanno appreso in questi corsi nell'attività quotidiana. Questo penso sia un valore aggiunto di un'attività formativa che è quella che è stata realizzata con questo corso. Il Famedium, letteralmente luogo della fama, è stato progettato dall'architetto estense Giuseppe Riccoboni sul modello delle ville palladiane. È il luogo in cui sono sepolti personaggi illustri ed autorevoli della città di Este, come i Morini Pedrina e la famiglia Benvenuti. Il progetto è stato realizzato dai ragazzi con la supervisione dell'architetto Gabriele Marchiori, docente del corso. Abbiamo cercato di ricondurre le condizioni di un lavoro di studio praticamente, e quindi con l'idea di avere una committenza, in questo caso il Comune di Este, e un gruppo di lavoro che rispetto al progetto ordinato dalla committenza doveva andare a indagare, in questo caso il Famedium. Il lavoro è stato diviso in 2 parti, la parte analitica e la parte progettuale. All'interno della parte analitica sono state individuate tutte quante le inefficienze del cimitero, non solo dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista dell'inserimento sul sito e delle problematiche che il cimitero aveva nei confronti della città.
Mi riferisco in particolar modo al progetto poi scaturito nel progetto dell'ampliamento e all'idea della formazione di un progetto sul crematorio. All'interno di questo lavoro siamo passati per vari stadi, chiaramente uno stadio prima di conoscenza e poi andavamo a esplicitare le nostre idee. Abbiamo anche dei sogni nel cassetto. Il nostro sogno nel cassetto sarebbe quello di poter addirittura vedere realizzato il restauro. Quale crede che possa essere la cosa più importante che portano a casa questi ragazzi dopo il ciclo triennale del corso? Io spero un'importante esperienza di lavoro. Non succede sovente che sui tavoli di un studio di architettura, su uno studio professionale, capitino progetti di tale portata. Pertanto io credo che l'esperienza sia un'esperienza importante che loro possono avere acquisito e quindi possono da questo momento in poi spendere in progetti, spero per loro, importanti come questo, ma anche in progetti meno importanti. Di fatto l'esperienza, diciamo, l'abbiamo fatta. Il convegno è stato organizzato da Coop Services, ente di formazione accreditato presso la Regione Veneto che dai primi anni 90 opera nella Bassa Padovana. Ed è proprio del forte legame con il territorio che Coop Services fa il suo maggior punto di forza, grazie anche ad un collaudato sistema di relazioni con le istituzioni locali, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli istituti scolastici. Al convegno sono intervenuti anche il preside dell'Attestino Carlo Bernardo e il presidente di Coop Services Terenzio Zanini. È sempre una soddisfazione dare un contributo fattivo alla comunità che ci ospita. Abbiamo semplicemente cercato di trarre da un finanziamento pubblico, il Fondo Sociale Europeo, dalla Regione Veneto, tutte le utilità possibili. Potevamo fermarci semplicemente a trasmettere competenze tecniche. Abbiamo voluto raggiungere due obiettivi fondamentalmente: dare un contributo immediato alla comunità che ci ospita, donando questo progetto da un lato, dall'altro lato far lavorare gli allievi non su cose teoriche ma su cose concrete che possano esibire come attività svolta al loro potenziale datore di lavoro in qualsiasi colloquio di assunzione. Gli allievi che in questi giorni hanno sostenuto gli esami di qualifica sono Dennis De Grandis, Perla Marolla, Filippo Lunardi, Andrea Berto, Ezio Pilotto, Matteo Loreggian, Diego Turatto, Antonio Pio Mucedola e Gloria Gugliotta. Cosa ti ha lasciato questa esperienza? Diciamo che questa è stata un'esperienza per me molto fruttuosa, ma credo anche per tutti i miei colleghi. È stata molto fruttuosa non solo dal punto di vista conoscitivo ma anche dal punto di vista dell'esperienza in sé per sé, perché oltre a, come dire, alla teoria ci siamo dovuti fronteggiare in uno stage, quindi abbiamo dovuto parlare e agire all'interno di uno studio e quindi insomma è stata un'esperienza molto fondamentale per noi, per me soprattutto. Su questa giornata che cosa ci dici? Che è andata bene, c'era un po' di tensione da parte di tutti, però insomma credo che abbiamo presentato il progetto in maniera abbastanza eloquente e anche elegante, insomma. I ragazzi sono così giunti alla conclusione del loro percorso di studi, ma l'iter per la concreta realizzazione del progetto di restauro del Famedium è appena cominciato.